splendido presepe. Acchiappa l'idea, è tempo di visitare un altro splendido presepe. Bentornati amici ed amiche su Acchiappa l'idea. Oggi vi porto in via Azzurra a Bologna. Qui c'è uno dei presepi più classici di Bologna. È un presepe nel giardino di questa villetta schiera. Quest'anno il presepe è in una versione un pochino ridotta perché a causa Covid hanno deciso i proprietari di non consentire l'accesso al giardino, altrimenti sarebbe grande tipo il doppio. Comunque questo è un bellissimo presepe meccanico e all'aperto e quindi dopo chiederemo all'autore anche come fa a garantire la resistenza e l'impermeabilità di tutto. Quindi vediamo il presepe e poi dopo una breve intervista con l'autore. Non l'hai visto? Male, 93 anni. È un'opera d'arte. Era che deve essere sempre una certa orizzontalità di tutto, quindi a distanza delle zampe, proprio sempre in ogni punto. Siamo qui con Michele Chimienti che è l'autore di questo splendido presepe. Allora, prima di tutto ti volevo chiedere quando è che hai iniziato a fare questo presepe? Ho 30 anni, Ok. perché cominciai a farlo quando mia figlia era molto piccola. Andammo a fare una gita a Perugia, vidi in un giardino alcune statuine, un presepe fatto in un giardino. Una cosa Ho detto a mia figlia, simile, possiamo diciamo. fare anche noi. Esatto. Compramo delle statuine di terracotta, Ok. durante l'estate le dipingemmo Ah, e poi dopo d'inverno ho cominciato poi quando è arrivata la stagione adatta, ho fatto il presepe, prima piccolo sulle scale, formato solo da statuine di terracotta che non si muovevano. perché uno degli aspetti centrali di questo presepe è che è all'aperto e quindi deve resistere all'intemperie circa per un mesetto. Esatto, sia come materiali che come Elettronica e movimenti. come apparato elettrico, Certo. evidentemente. E quindi tutte le luci e tutti i motorini. Esatto, luci e motori sono i punti delicati. Avrò almeno, adesso quest'anno il presepe è molto ridotto, ma gli altri anni avevo 5 o 6 centraline, Ok. piene di ciabatte, Sì. per fare tutti i collegamenti, tutti in sicurezza. Tutti isolati dalla pioggia Esatto. e dall'umidità in modo da usando poter... il principio della tegola, Ok. cioè che l'acqua va sempre verso il basso, Certo. quindi se si mette Una giusta pendenza una sopra. giusta pendenza, l'acqua non risale verso l'alto, per cui i collegamenti posti in alto e protetti in Certo. un certo modo sono irraggiungibili dall'acqua. Ok. Le parti esterne sono dei fili perfettamente impermeabili, Esatto. tra le ciabatte e i vari attacchi saranno delle centinaia. Certo. Quindi basta che ne salti uno, mi salta la luce in casa. Ah, ecco, quello sì, quello sì. Da qualche anno poi questo è un presepe Poi- molto conosciuto. Sì, praticamente 2 anni fa, l'ultimo anno che era aperto, Ok. avevamo un libro per raccogliere le firme, abbiamo raccolto un 20.000 firme.
Quindi almeno 20.000 Esatto. 20.000 visitatori e Può poi darsi che qualcuno firmasse anche 2 volte. o qualcuno non firmasse, quindi Ma molti anche non firmavano. possiamo stimare almeno 20.000 visitatori 2 anni fa, circa, quando, esatto. quando il Covid ancora Adesso non c'era. sempre Sì. eravamo agli arresti domiciliari. Ah beh, perché c'hai sempre la gente, se tu apri il cortile hai un presepe così Questo in fondo bello. è una villettina. quindi Certo, non certo, dire non è che dici... che sia un Però hai tipo sempre di qualcuno in cortile che Esatto, che quindi- entra. E poi per non dire tutte le riparazioni che dovevo fare, Ah, perché nel momento in cui la gente si avvicina... perché ovviamente inevitabilmente con un cappotto, con una borsa, Un con qualsiasi bimbo, cosa, qualcosa. tutte le mattine facevo il giro delle riparazioni. Certo. Qualche volta erano riparazioni tragiche, una volta una bambina è cascata, ha preso un colpo, è cascata Oddio. sopra una carta di polistirolo, l'ha distrutta completamente. Ah beh, sì. Fortunatamente i miei pezzi li ho fatti tutti io, per cui il giorno dopo ho potuto Sì, sostituirla, aggiustarla, certo, e certo. aggiustarla rapidamente. Allora, io ti ho portato questo piccolo cestino, che è una delle cose, uno dei miei tanti progetti, e quindi se dopo lo vuoi inserire in una delle tue Sì, creazioni, tieni, guarda. Grazie. Questo è Grazie, giusto carino, così. molto carino. Ecco fatto, Ale, È il perfetto. suo posto giusto, voglio dire. È il suo posto, perfetto. Se vogliamo parlare di quando ho iniziato a fare le componenti meccaniche, Ok, feci la solita gita a Napoli, a San ok, Gregorio a San Gregorio Romano, in Vedi, pellegrinaggio. Allora dissi, ma come? Io non ci devo riuscire, ne comprai uno, lo L'hai smontai, studiato e hai detto adesso e poi provo. ho cercato di moltiplicare tutti i vari, Certo. vari tipi di leve, Di meccanismi. perché tutto si basa evidentemente, c'è il motore con un movimento rotatorio, Certo. e poi puoi trasmettere un movimento rotatorio oppure un movimento lineare con il meccanismo Biella del manovella. treno, della biella. Biella manovella, e quindi adesso Esatto. vedremo di Quindi- approfondirlo poi in corso di quest'anno, però la base è quella. Esatto, e così ho cominciato a fare un presepe meccanico, ogni anno facevo diversi pezzi. Adesso. Evidentemente il presepe che cos'è? Il presepe è essenzialmente, secondo me, 3 cose. È un fenomeno religioso, è Ok. nato così e non ci piove sopra. Certo, È tradizione, tradizione. io lo facevo nel babbo quando ero piccolino, e poi per me deve anche essere un po' di poesia. Un po' di poesia. Cioè, Certo. quelli sono i 3, l'eccessiva meccanizzazione, se il presepe poi non emoziona in qualche modo, mi sembra un po' fine a se stesso. Cioè, mi sembra, Secondo me il presepe prima di tutto deve incantare. Esatto. E poi secondo me è bello perché dà all'artigiano una Sì, possibilità di esprimersi a Io- 360 io gradi. Ho avuto delle soddisfazioni quando trovavo delle soluzioni che mi sembrava che insomma, mi Che ti soddisfacevano piaceva, molto. o quando guardi quel pezzo e dici cavolo, questo proprio, cioè, questa Mi è venuto tecnica l'ho bene, proprio esatto. beccata, cioè, dici, sei soddisfatto proprio del pezzo e dici sì, bello. Il presepe deve soprattutto affascinare il bambino Sì, e deve gli adulti con un animo da bambino. Deve coinvolgere, deve Esatto. farti sentire Questo per me deve un po' essere- la magia. Questo Questo deve essere sì, il presepe. Ecco, anche se- secondo me. Se no, non è un presepe. Una curiosità, raccontaci una curiosità. Uno dei pochissimi oggetti Ok. che ancora oggi è presente nel mio presepe rispetto a quando lo feci la prima volta. Quindi uno dei primi pezzi. E l'ho sempre lasciato lì, ho sempre lasciato questa cosa perché mi emozionava profondamente. Ok, Sono 2 manubriati romani. ok, I manubriati romani erano delle grosse tegole, piuttosto larghe. ok. Si chiama manubriato perché c'è un incavo dove l'operaio appoggiava, prendeva i 2 mattoni Ok. e li portava dove doveva portarli. Quindi sono pezzi romani Sono originali? pezzi contemporanei, sì, li ho trovati in un campo, cioè non sono pezzi artistici di particolare Ok. qualità, sono dei mattoni. Dei mattoni? Però sono mattoni che hanno più, hanno meno, sono dell'epoca in cui è nato Gesù Cristo. Ah, ok, ma quindi ci sono dei pezzi da museo sostanzialmente. Che Pezzi poi- di nessun valore, di nessun valore pratico, concreto, perché, ecco, però sono. Ah, quindi dopo andremo a vedere questi 2 non manubriati. si vedono perché sono abbastanza sono nascosti sotto. formano il tetto della capanna. Ah, ok, Formano il tetto ok. della capanna. Quindi sono- Ecco, vedi? Questo qui. Quelli lì sono i mattoni Il manubriato. Ok, sì, sì, sì. Perfetto.
che io Ok. ho lasciato sempre lì, ero sempre voluto lasciare lì perché mi emozionava l'idea che Beh, certo, ci fosse un pezzo che ha l'età dell'epoca che andiamo a Sarà una rappresentare. sciocchezza, No, ma è però anzi- per me è rilevato importante questa Certo. cosa. Allora, noi ringraziamo Michele e con voi iscritti al canale ci diamo appuntamento alla prossima idea creativa. Ciao! Saluto tutti e spero di vederci magari la prossima primavera per fare un pezzettino in cui potrò far esaminare con calma, meno al freddo. Certo, magari anche al chiuso. Tutti i meccanismi più interessanti del mio presepe, perché Può essere molto interessante, molto bello. Cioè, non esiste la concorrenza del presepe. No, non è- deve è esistere, una collaborazione. ma deve esistere la passione comune, secondo Esatto. me. Allora, il mio canale si chiama appunto Acchiappa l'idea perché invito tutti a prendere spunto e a acchiappare l'idea e ognuno a adattarla alle sue esigenze. Quindi io sono per la condivisione dei saperi proprio. Anch'io. Perfetto. Allora siamo a posto così, ringraziamo Michele e noi ci diamo l'appuntamento alla prossima idea creativa. Ciao! Arrivederci a tutti.